Attenzione massima sugli eventi ad alto valore simbolico che radunano le folle. La direttiva emanata dal Ministero dell'Interno in vista delle festività pasquali ormai alle porte, ma non solo, in arrivo ci sono altre ricorrenze di particolare rilievo per il Paese. I controlli saranno aumentati in tutta l'isola, compiuti dappertutto in modo discreto per evitare la militarizzazione delle strade. Anche ad Agrigento è stato messo a punto il sistema di protezione. Gli agenti della Digos della squadra mobile agiranno in borghese, mentre i poliziotti delle volanti saranno in servizio regolarmente in divisa. Per Pasqua e Pasquetta, ma anche per le celebrazioni del 25 aprile e del 1 maggio, verranno dunque potenziati i controlli che riguarderanno soprattutto la Valle dei Templi, luogo ritenuto certamente di grande interesse. Durante la Settimana Santa allerta sulle processioni e sulle rappresentazioni di crocifissione, da tenere d'occhio in particolar modo quelle che richiamano più persone. I riti che andranno in scena a Grotte, Naro e Cianciana saranno le più attenzionate dalla questura di Agrigento. È solo una direttiva che attiene comunque alla prevenzione. Rischi di attentati per il territorio agrigentino non ne sono stati segnalati.